Beh, la situazione è abbastanza pesantina, per cui secondo me è meglio comunque essere cauti e piuttosto fare un sacrificio adesso per poi avere delle buone conseguenze dopo. Forse in parte ce lo siamo meritato con dei comportamenti non adeguati e poco responsabili, purtroppo. Mi piace più andare avanti che tornare indietro. Quindi secondo lei avrebbe dovuto essere gialla? Sì, forse gialla sarebbe meglio. Veneto è ancora zona arancione, va bene così? Sì, aspettiamo una settimana e poi liberi tutti, più o meno. Ci siamo anche un po' stancati, più che sia. E siamo sempre attenti, abbiamo sempre le mascherine, osserviamo tutte le misure. Insomma, ce lo meritiamo questa zona gialla, direi, no? Sinceramente io pure vorrei chiudere tutto, anche tutte le attività, perché c'è sempre gente che si muove, come il primo lockdown, 3 settimane e via. Secondo me ci purifichiamo. Sono stanca ormai, adesso potevamo andare in giallo, visto come si è svolto, insomma, anche perché guarda, non c'è nessuno che gira, non ne possiamo più. È il momento proprio di cambiare, perché ormai non possiamo più andare avanti, non c'è più nessuno. Bassano poi è vuota. Tutelare la popolazione penso sia un obbligo anche di chi ci governa e di chi ci detta queste leggi, insomma. E va bene, triboliamo un altro po'. Sicuramente è causa di molte difficoltà per chi ovviamente, come vede, per i commercianti, per chi di questo, cioè per chi lavora effettivamente. Dal punto di vista sociale bisogna fare anche qualche sacrificio forse per permettere insomma di andare oltre.